50 anni fa la morte di Giuseppe Ungaretti, fra i più importanti poeti della letteratura italiana. Michela Belenzier. E il cuore, quando d'un ultimo battito avrà fatto cadere il muro d'ombra per condurmi, madre, sino al Signore, come una volta mi darai la mano. Così immaginava il suo ultimo viaggio Giuseppe Ungaretti, per mano a quella madre che l'aveva messo al mondo ad Alessandria d'Egitto e che, giovane vedova, era tuttavia riuscita a farlo studiare e a mandarlo all'università a Parigi. Qui aveva legato con Apollinaire, De Chirico, Papini, Soffici, Palazzeschi, Marinetti e pubblicato i primi versi, ma sarà la partecipazione alla Grande Guerra a forgiare un linguaggio nuovo. Avevo bisogno di un linguaggio che fosse essenziale, riducendosi al vocabolo, no? Essenziale proprio a un punto estremo, no? Tra le due guerre si sposa, lavora come giornalista, firma il manifesto degli intellettuali fascisti, raggiunge la fama, ma conosce anche il dolore più grande, la morte di un figlioletto di 8 anni. Nel 1942 gli offrono la cattedra di italiano alla Sapienza. Epurato nel dopoguerra, viene reintegrato dopo una lunga e travagliata trafila. Capofila dei poeti ermetici, maestro di generazioni di letterati, quando una polmonite se lo porta via a Milano può dire, come Neruda, di aver vissuto. Vorrei essere ancora un discepolo, un vecchio discepolo, un vecchissimo discepolo della vita. Il ricordo di un genio, l'artista